Sono Viviana Carlet, ho iniziato a lavorare in questo territorio, che del resto è il territorio in cui io sono nata e cresciuta, nel 2005 con il Lago Film Fest. Questo progetto è nato come desiderio e volontà di portare all'interno del borgo storico artisti e professionisti da diversi ambiti e ricerche artistiche, in modo tale da trovare un luogo informale, ma anche creare in questo modo una relazione con il territorio molto stretta, per poter creare nuovi progetti artistici e culturali che durassero durante tutto l'anno. Lago Film Fest nasce come progetto di arte relazionale e arte pubblica, legato ad uno spazio molto preciso come il borgo di Lago, con le case medievali e contadine. Nell'arco degli anni ovviamente si è sviluppato e è diventato un festival di cinema a livello nazionale e internazionale. Successivamente siamo diventati a far parte di una famiglia più grande, che è Fondazione Fabbri, e grazie a tutte le attività che la Fondazione realizza nel territorio siamo diventati un punto di riferimento per quanto riguarda l'ambito cinematografico, ma anche di attività fatte con giovani e creativi che ovviamente ancora non hanno uno spazio nel mondo professionale. Dal 2005 il Lago Film Fest ha iniziato a creare questo piccolo progetto di arte relazionale e arte pubblica, che è riuscito negli anni a dialogare e ad ascoltare il territorio e le persone che abitano in questo luogo. La nostra speranza ovviamente è di riuscire a creare luoghi di aggregazione e di incontro, come un centro culturale, una casa per gli artisti, dove si possa produrre ma anche incontrarsi per una crescita, un benessere collettivo duraturo nel tempo e che vada a creare ovviamente un benessere che vada oltre ovviamente a quello tangibile e materiale. Condividi la nostra storia e vieni a scoprire il nostro territorio.